Buongiorno e benvenuti a Focus TG, il nostro appuntamento consueto, quotidiano, per parlare un po' di quello che accade a Nord-Est e che insomma ci terrà compagnia fino alle 13:30. Una puntata, quella di oggi, venerdì 4 ottobre, che insomma ci vede impegnati sul fronte della cronaca, ovviamente come sempre, ma anche con tutti i nostri collegamenti, quindi con i nostri colleghi che dal territorio ci aggiornano su quello che accade. Quindi insomma vi invito a stare con noi, ci facciamo compagnia reciproca ascoltando un po' quello che i nostri colleghi hanno preparato per noi per questa puntata di Focus TG. E tra poco parleremo di maltempo, quindi cominceremo a uscire dal nostro studio per vedere quello che accade. Sono insomma giornate di pioggia più o meno intensa a seconda della zona, anche del territorio del nostro nord-est, ma sono anche giornate di cronaca, come dicevo, in particolare insomma tanti episodi legati purtroppo alle strade, agli incidenti. Insomma è un momento non facile da questo punto di vista, e infatti vi invito un po' a sentire insieme, tanto per cominciare, quello che ha preparato la nostra redazione di Padova sulla vicenda di un ragazzo di 13 anni che è stato investito a San Martino di Lupari. Facciamo un po' il riassunto, ma soprattutto insomma sentiamo anche quali sono le sue condizioni di salute. Restano drammatiche le condizioni del tredicenne di San Martino di Lupari, investito ieri mattina tra via Brenta e via Sant'Antonio all'incrocio lungo la strada regionale 53 Postumia, Campagna Alta, mentre stava andando a scuola in bicicletta. Sono appese ad un filo le speranze e si spera che con il passare delle ore il quadro clinico possa migliorare. L'impatto ieri mattina è stato violentissimo. Ad investirlo una moto condotta da un uomo di 56 anni residente in provincia di Treviso. Il tredicenne, che stava andando alle scuole medie del paese, è stato sbalzato a terra subendo numerosi traumi. Sul posto è arrivato in pochi minuti l'elicottero del SUEM che ha portato il minorenne in pediatria a Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Fondamentali, oltre alle testimonianze di chi ha visto l'incidente, anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La procura ha chiesto il sequestro sia della bici che della moto, una strada, la regionale 53, che resta molto pericolosa. Grazie Valentina Visentin per questo aggiornamento sulla tragedia di questo tredicenne che avete sentito è in gravi condizioni dopo essere stato travolto. E c'è stato anche il funerale di Sofia Gambato, l'addio alla 17enne morta dopo che è stata travolta da un'auto mentre stava per entrare a scuola a Padova, dove studiava. La ragazza di Campodarsego insomma ha ovviamente raccolto l'ultimo saluto da tutti i suoi concittadini. Si è fermata a Campodarsego praticamente durante il suo funerale. Rintoccano le campane in un pomeriggio di pioggia incessante quando la bara bianca viene accompagnata nella chiesa coperta di fiori e campanule viola, il colore preferito di Sofia. Ci sono tutti ad attenderla per l'ultimo saluto, stretti alle lacrime infinite della mamma, del papà, della sorella, della famiglia. Ci sono i compagni del liceo artistico Selvatico, la scuola che frequentava e dove poco prima di entrare è stata travolta. Ci sono gli amici della parrocchia, dell'asilo, delle elementari e medie, degli scout. Piange tutto il paese di Campodarsego, fermo nel lutto cittadino. Il sorriso di Sofia, i suoi 17 anni. Una chiesa grande ma troppo piccola per contenere le persone, tanto che molti seguono la celebrazione anche dal vicino Cinema Teatro Aurora. Sull'altare molti sacerdoti, nei banchi gli scout della squadriglia Volpi, i loro fazzolettoni al collo. Durante l'omelia Don Leopoldo Voltan ricorda i valori dello scautismo e parla di Sofia come di un miracolo. Sofia nei suoi brevi 17 anni è stata un segno speciale di una possibile qualità del vivere, libera da paure, da violenze e da egoismo.
Nei giorni scorsi non è riuscito il miracolo della guarigione, ma in Sofia è riuscito alla grande il miracolo di una vita piena. Un grazie, Don Leopoldo, rivolge ai genitori per la loro capacità di perdonare e perché si stanno impegnando perché una tragedia così grande non si ripeta. Nel dolore infinito di giorni che mai nessuno avrebbe voluto vivere, un pensiero va anche ai compagni di classe di Sofia. Palloncini bianchi e viola sono pronti a colorare il cielo grigio nel ricordo di Sofia, anima bella. E grazie anche a Chiara Gaiani per il racconto di quest'ultimo saluto che c'è stato a Campodarsego. Ancora strade, ancora investimenti, in questo caso però andiamo a Mestre e parliamo della posizione del commercialista di Mirano, molto noto a Mestre, che ha investito con la sua auto 2 persone. Si aggrava la posizione dell'investitore e tra l'altro il sindaco corre ai ripari volando a Roma la prossima settimana per chiedere il ritorno dei lagunari in città, quindi parliamo di strade, parliamo però anche di sicurezza, diciamo un tema che a Mestre in particolare è sempre più di attualità, veramente un'escalation di fatti di cronaca che ci hanno colpito tutti nelle ultime settimane. Allora con Anna Maria Parisi facciamo un po' il punto della situazione su questa vicenda dell'auto che ha investito le persone. La prossima settimana il sindaco di Venezia a Roma dal ministro Piantedosi per chiedere il ritorno dei lagunari in via Piave lungo le aree cosiddette a rischio di Mestre. E c'è qualcuno che scrive: non dobbiamo chiedere a nessuno per essere liberi. Si chiama anarchia. Con l'anarchia poi succedono questi fatti qua, succedono le prepotenze, la gente si fa giustizia da sola. Stiamo importando la manodopera, i delinquenti, li stiamo importando tutti noi, perché sanno che tanto non gli facciamo niente. Così il sindaco sull'investimento di Mestre, il problema della criminalità lungo l'asse di via Piave e dei flussi di immigrati irregolari. Deve essere difesa da questo degrado, da queste. Sono come le zecche attaccate su una bestia, di una persona, di un uomo, di un corpo. Dobbiamo veramente renderci conto che ogni tanto non possiamo accettare tutto. Come non accettiamo le zanzare, oltre un certo limite va fatta la disinfestazione. Nel frattempo peggiorano le condizioni di salute di Nello, il quarantenne napoletano è gravissimo, in coma farmacologico dopo l'investimento di Mestre del 30 settembre scorso per essere stato preso a martellate e poi travolto dal SUV che gli sarebbe passato addosso andata e ritorno per ben 3 volte, come testimonia anche un altro dei suoi amici tossicodipendenti, da noi cercato e incontrato lungo il sottopasso di via Ulloa a Marghera. Gli ha tirato il martello in testa, è napoletano, e l'altro gli ha tirato sulla schiena, non mi ricordo, sulla spalla, e è caduto, dopo è passato con la macchina. E con l'aggravarsi dello stato di salute del quarantenne travolto potrebbero aggravarsi anche i capi di imputazione a carico del suo investitore, un commercialista di Mirano di 44 anni e molto noto a Mestre e a Spinea, dove ha i suoi 2 studi. La questione è davvero molto delicata e non posso dire niente. Certamente vi posso dichiarare che la stessa rabbia la provo anch'io. E allora anche qui aggiornamenti, grazie ad Anna Maria Parisi, la voce del sindaco di Venezia, che come avete sentito andrà a Roma a chiedere più uomini e mezzi a questo punto per cercare di aumentare i controlli e quindi combattere questa sensazione di insicurezza che hanno i cittadini. Andiamo avanti, allora abbiamo seguito insieme questa pagina legata alle strade, legata agli incidenti sotto vari punti di vista, ovviamente, perché quest'ultimo è un punto di vista diverso legato direttamente alla sicurezza. Ancora cronaca, perché andiamo proprio a seguire una vicenda proprio delle ultime ore, perché nella notte è andata a fuoco una casa in fase di ristrutturazione a Malo, quindi siamo in provincia di Vicenza. I pompieri hanno dovuto lavorare per gran parte della nottata fino allo spegnimento e alla bonifica di questa palazzina. Quindi dicevo una vicenda proprio delle ultime ore e allora grazie alla nostra redazione di Vicenza andiamo a vedere che cosa è successo. Malo
Sono le 11 di sera quando in via Porto viene lanciato l'allarme. C'è un principio di incendio nel solaio di una palazzina. L'edificio è in ristrutturazione, quindi non è abitato, infatti nessuna persona resta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco si precipitano sul posto da Schio, da Vicenza, e con i volontari di Thiene. In tutto 2 autopompe e 2 autobotti con l'autoscala e 12 pompieri che operano per 5 ore durante la notte su alcuni locali della palazzina di 3 piani fino al completo spegnimento e alla bonifica. Le cause dell'incendio sono attualmente al vaglio dei vigili del fuoco. Grazie a Carlo Inghilleri per questo aggiornamento di cronaca. Adesso parliamo di sanità, quindi altro tema sicuramente di grande attualità. Si chiama Sanitari Curiamoci di Noi ed è un'iniziativa della CGIL, un'iniziativa nazionale della CGIL sul tema della sanità pubblica. Partono infatti da Padova gli incontri con i lavoratori, incontri che hanno lo scopo di capire le problematiche del comparto sanità e quindi ovviamente come cercare soluzioni adeguate. È presentata anche una raccolta di firme per chiedere alla Regione maggiori fondi soprattutto per gli stipendi degli operatori sanitari, dei medici, quindi insomma da un lato la voglia e il desiderio, la necessità di avere una sanità pubblica che funziona a dovere e di conseguenza per averla servono dei fondi e degli sforzi ulteriori per il personale sanitario. Tutto questo parte dalla CGIL, in questo caso specifico, e allora sentiamo il racconto di questa presentazione da Francesco Ratai. Quindi partiamo con una raccolta firme che oggi viene lanciata qui, domani ci saranno altre province coinvolte. Noi da Padova diciamo i 51 milioni di euro che Regione Veneto vuole mettere non devono essere tolte alle assunzioni, ma devono essere investite per incrementare i fondi contrattuali e non togliere le assunzioni. Parte da Padova la raccolta firme per chiedere più soldi per la sanità pubblica. La provincia euganea è da anni quella con le retribuzioni più basse dell'intera regione. Vogliamo salvare il Servizio Sanitario Nazionale, sottrarlo a quest'opera di definanziamento di cui è vittima ormai da troppi anni e vogliamo rafforzare le ragioni della nostra mobilitazione per il rinnovo contrattuale, per le trattative sul rinnovo contrattuale che non solo sono arenate ma per le quali non ci sono risorse sufficienti. Troppa retorica, valorizziamo i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, nessun fatto. Molti i problemi che affliggono la sanità veneta e quella padovana, dal personale medico e sanitario scarso alla riduzione dei posti letto. Un tema che colpisce è l'uso dei cosiddetti medici gettonisti, professionisti a chiamata, con contratti molto brevi anche di poche ore e con retribuzioni molto ricche. Ha determinato una sperequazione evidente, no? Cioè di trattamento economico ed è anche uno dei motivi per cui noi auspichiamo che Regione Veneto immetta più fondi per la retribuzione dei medici. Tenete conto che in Euganea, assieme anche all'azienda ospedaliera di Padova, abbiamo i fondi più poveri insomma del Veneto. Tema caldo dunque, sanità, cosa si può fare per migliorarla? Anche noi insomma siamo sempre impegnati in prima linea per darvi diciamo più risposte possibili su questo tema. Altro tema di attualità che poi noi Media Nord-Est insomma abbiamo seguito sempre, fin dall'inizio, con grandissima attenzione, è quello dell'autonomia. Allora, il passo in avanti è stato quello di ieri, quando Luca Zaia, Presidente del Veneto, ha incontrato il Ministro Calderoli, che è un po' il promotore di tutta questa diciamo, attività legislativa degli ultimi mesi. Autonomia che ha visto ieri questo incontro a Roma tra 4 regioni apripista e il Ministro Calderoli soddisfatto. All'uscita il Presidente del Veneto Zaia, abbiamo incardinato il provvedimento, si partirà dalla protezione civile, quindi abbiamo già la prima delle materie, ma come ha sottolineato Zaia non sono materie, sono funzioni delle materie, quindi diciamo aspetti pratici, concreti delle varie materie che vengono diciamo,
delegati alle regioni, quindi non la materia in sé ma le funzioni all'interno della materia. Martella, segretario veneto del PD, dice una legge che scontenterà tutti da nord a sud, questa è la voce del Partito Democratico. Facciamo un po' il riassunto del pomeriggio di ieri. Si è incardinato il provvedimento rispetto alle 9 materie, ovviamente non verranno trattate tutte contemporaneamente con una gradualità, si partirà dalla protezione civile e sarà l'occasione di dimostrare che stiamo parlando di un decentramento amministrativo che migliora la vita dei cittadini. Soddisfatto il presidente Zaia all'uscita dall'incontro che ha visto per la prima volta riuniti con il ministro agli affari regionali Calderoli i governatori di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per discutere operativamente di autonomia e delle 9 materie su 23 potenzialmente trasferibili fin da subito alle regioni. Per le altre 14 bisognerà attendere la definizione degli ormai famosi LEP, i livelli essenziali di prestazioni. Delle 4 regioni apripista sull'autonomia, il Veneto ha chiesto funzioni relative a 9 materie, la Lombardia 8, Liguria e Piemonte 6. La decisione unanime è stata quella di partire dalle funzioni relative alla protezione civile, materia richiesta da tutte e 4 le regioni. Penso che sarà necessario un ulteriore confronto con i ministeri rispetto alle funzioni, perché noi non chiediamo materie ma funzioni delle materie, quindi non si andranno a creare i 20 ministeri ma si chiederanno delle funzioni all'interno dei ministeri, quelle che sono delegabili. Di giorno importante non solo per le 4 regioni ma per tutto il paese parla il ministro Calderoli. Così ci si renderà conto, dice, che è un'operazione di buon senso per attribuire alle regioni quello che possono fare meglio dello Stato, lasciando invece allo Stato ciò che è giusto nell'interesse di cittadini, famiglie, imprese e di tutto il paese. Di legge che finisce per scontentare tutti, dal nord al sud, parla invece il senatore Andrea Martella, segretario veneto del PD, che per l'abrogazione della legge Calderoli sta sostenendo il referendum. Io ho l'impressione che sia un incontro abbastanza di maniera per dire che si fa qualche passo in avanti, ma in realtà la maggioranza mi pare abbastanza incartata dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista delle risorse economiche, che riguardano anche le materie non LEP, perché comunque incidono sull'assetto generale, e per quanto riguarda i nodi politici non risolti all'interno delle forze politiche della stessa maggioranza che hanno visioni diverse. E allora altro tema, diciamo, da seguire, questo dell'autonomia. Adesso apriamo la pagina dedicata al maltempo, ve l'ho detto in apertura che ci saremmo occupati di questo, lo facciamo uscendo dallo studio, che è la cosa migliore, perché insomma andiamo sul territorio e vediamo direttamente che cosa sta accadendo. Lo facciamo con Christian Arboit, che saluto e che ringrazio, e che con Nicoletta Rizzetto sta facendo un po' il giro, possiamo dire, del nostro territorio, in particolare adesso credo sia a Casale, adesso ci facciamo dare conferma da Christian, ma insomma è tutta un po' una zona sotto pressione, mettiamola così, questa che sta attraversando oggi Christian, perché parliamo insomma di una situazione anche un po' preoccupante del fiume Sile, mi pare. Christian, a te, raccontaci tutto. Buongiorno Federico, buongiorno a te e ai telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto, che vi mostra quello che sta combinando il Sile qui a Casale. Sul Sile, per l'appunto, siamo nella zona del Porticciolo, e qui il fiume, che è un fiume di risorgiva, lo ricordiamo, è esondato nelle scorse ore e sta creando ovviamente dei disagi a tutti i residenti. Fra poco vi farò sentire una testimonianza in particolare, mentre raggiungiamo il sindaco Stefania Golisciani, che ci sta aspettando poco più in là. Questa è la situazione a Casale sul Sile, ma delle esondazioni ci sono state anche a Lughignano verso Casier, ed è tracimato il Sile anche a Casier, appunto nella zona, per intenderci, del centro, quella vicino la chiesa. Sono le zone più fragili, sono le zone più delicate, ma appunto questa forse è la situazione più evidente, che arriva dopo 2 giorni di pioggia incessante, con un'allerta che resta gialla e arancione in buona parte dei bacini del Veneto, allerta che sia idraulica che idrogeologica. Per quanto riguarda
la Marca trevigiana, l'allerta è gialla dal punto di vista idraulico anche sul bacino dell'Alto Piave, che ieri non dava nessun segno di preoccupazione. Diciamo che le precipitazioni dovrebbero rientrare nel primo pomeriggio, a metà pomeriggio, e poi appunto lasciare spazio a un weekend, si spera, di bel tempo. Allora, mentre raggiungiamo la sindaca Golisciani per fare il punto, io ti farei sentire una testimonianza raccolta poco fa con Nicoletta Rizzetto. È una residente che è stufa, esasperata, ma sono un po' tutti stufi qui nella zona Porticciolo di Casale sul Sile. Ancora una volta, siete stufi, siete esasperati? Sì, viviamo sul Sile, io vivo sul Sile da 60 anni e ultimamente succede molto spesso. C'è qualcosa che non va, nel senso da su, dalla Ghirada, da Treviso, chissà. E siamo bassi, molto bassi qua, vedete, di là c'è l'argine che è molto alto e ci sono 100 campi di terra di là, e non è che va di là l'acqua va di qua perché noi siamo molto bassi. Quest'anno siamo pochissime famiglie, siamo tutti anziani, io sono forse la più giovane. E sì, siamo stanchi perché quando avevamo le forze si tirava su e si mettevano le paratie, si portano via le macchine, però gli anziani adesso sono un po' anziani e non ce la fanno, insomma, devono essere aiutati da tutti i giovani che ci sono qua da noi. E ultimamente sta succedendo un po' troppo spesso. Questa è la terza volta quest'anno. Sì, abbiamo avuto la protezione civile che è venuta immediatamente, il sindaco è sempre che monitora la situazione, ma il letto del Sile anche ieri, anche stanotte è esondato, c'è niente da fare. La situazione è che anche sotto la casa c'è acqua, cioè se lei monta sui pavimenti dentro a casa mia sotto c'è acqua, perché è logico, siamo sul letto del Sile. Hanno costruito negli anni 1800 questa zona che è bellissima, siamo in centro storico a Casale, la zona più bella di Casale, io sono innamorata. Io quando esco da casa mia sono in ferie, c'è houseboat, canoe, bici, passeggiate, è bellissimo, però quando c'è questa situazione, che è la terza volta questo mese, è così. È il rovescio della medaglia. Sì. Senta, signora Pavan, prima mi diceva, io qua ogni tanto sto pensando anche a vendere. Sì, noi abbiamo intenzione di andare via e di andare con i miei figli perché la situazione, cioè io mi sto invecchiando, insomma, io vado ancora a lavorare, non posso andare in pensione per ora, però quando andrò in pensione penso di pensare di prendere una casa più piccola e su, alto, primo piano. E senza taverne, senza garaggi. Senta, signora Pavan, si sente di lanciare un appello alle istituzioni, un messaggio? Cosa chiedete voi residenti di questo angolo di Casale sul Sile? Che deve essere salvaguardato. Dobbiamo essere aiutati, non so, scavare il Sile, cosa posso dire, di chiudere certe chiuse che sono aperte adesso, di chiuderle. Io adesso non so perché non me ne intendo, non faccio parte del Parco del Sile, non conosco bene, però io so che sono qua e ogni volta abbiamo questo problema. Allora, Federico, con Nicoletta Rizzetto ti mostriamo i cini, anche i cini hanno in qualche modo acquisito spazio in queste ore. Quella è una zona solitamente occupata da dei gradoni, è il Lungosile. Sindaco Golisciani, la sindaca di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, è qui con noi, sta monitorando la situazione dall'altro ieri, sostanzialmente da quando è stato attivato il COC, e dopo 2 giorni di pioggia comunque incessante la situazione è questa. Che spiegazioni
possiamo dare anche a questi cittadini che sono stufi, esasperati? Abbiamo sentito la signora Pavan dice la sindaca è sempre molto operativa e tutto, però qua probabilmente qualcuno deve prendere delle decisioni un po' più in alto, forse il problema sta a monte. Beh sì, buongiorno, anche perché noi interveniamo a valle, diciamo, quindi quando l'evento si verifica, sì, facciamo tutte le attività di prevenzione che sono in nostro potere fare, però più che mettere sacchi, avvisare la popolazione, esserci nel caso in cui hanno problemi, agire con le pompe nel caso in cui hanno scantinati allagati, noi non è che possiamo fare, nel senso che con gli enti interessati, con gli enti competenti è il caso insomma di fare una programmazione a lungo termine per capire come poi intervenire su questo tipo di problemi. Noi interveniamo nel brevissimo periodo, di dare risposta al territorio, quindi esserci a fianco alla popolazione, però sì, bisogna mettersi intorno a un tavolo e capire cosa fare. Ecco perché queste tracimazioni, queste esondazioni si stanno registrando un po' troppo spesso. Quest'anno siamo alla quarta? Sì, siamo alla quarta volta che il porticciolo insomma va sotto e come diceva lei in passato ci sono stati, perché queste persone sono molto abituate, tant'è vero che la maggior parte di loro si è anche alzata con il pavimento di casa, quindi non abbiamo problemi, tranne per una casa non abbiamo problemi di allagamenti, però mentre in passato c'erano questi grandi fenomeni che arrivavano una volta ogni tanto, il problema è che ora sono tanto frequenti e anche con situazioni di clima non così preoccupanti, cioè quando arriva la bomba d'acqua lo sappiamo, arriva in poco tempo tanta acqua e quindi lì ovviamente bisogna gestirla. Il problema è che a noi viene l'ansia anche quando comincia a piovere un po' di più, come in questi giorni che sta piovendo in modo incessante, e diventa complicato se ogni volta che arriva la pioggia insomma ci dobbiamo preoccupare e scendere in campo, perché poi il comune ha mille cose da dover gestire. Ecco, per questo lei come sindaco, ma anche i suoi colleghi che stanno lungo l'asta del Sile, chiedete degli interventi specifici, immagino anche l'attivazione a questo punto di un tavolo straordinario, urgente, con gli enti preposti. Sì, so che anche altri colleghi insomma hanno chiesto di fare un tavolo per capire un attimo quali sono gli interventi che si possono fare. So che gli enti interessati stanno comunque facendo le loro valutazioni e quindi spero che a breve insomma ci sia un'indicazione su come cercare di gestire nel lungo termine questo tipo di fenomeni. Ripeto, a breve termine noi ci siamo e interveniamo, ma c'è bisogno di una programmazione su questo tipo di lavori e su questo tipo di interventi. Ecco perché Federico, prima ti dicevo, questo è un fiume di risorgiva, quindi probabilmente le soluzioni che vengono adottate per gli altri fiumi poco servono, casse di laminazione, lo stesso dragaggio, ne avete parlato più volte? Ne abbiamo parlato più volte, anche con il Genio Civile, perché quando sono arrivati questi fenomeni ovviamente noi che da profani, perché non siamo della materia, abbiamo chiesto quali sono le possibili azioni che si possono fare e sul discorso delle casse di espansione ci è stato detto che essendo appunto un fiume di risorgiva non risolverebbe il problema, non essendo un torrente avremo più o meno sempre lo stesso livello. Col dragaggio è una possibilità, ma a parte che è un intervento che chiede tanto tempo, ma anche lì è un intervento che dura poco, nel senso lo si fa, poi piano piano ovviamente i materiali si riaccumulano, quindi si crea una sorta di vasca sotto che risolve nel brevissimo periodo, ma dopo 2 o 3 anni mi dicono che comunque poi alla fine si ritorna a questo punto. Quindi voi chiedete insomma di intervenire in qualche modo, le soluzioni le devono trovare chi di competente? Beh sì, le soluzioni le devono trovare chi è competente in materia e chi studia questo tipo di bacini. Noi, ripeto, interveniamo e siamo in stretto rapporto con tutti gli enti e siamo disponibili a qualsiasi collaborazione. So che dei ragionamenti li stanno facendo, ma attendiamo e soprattutto attendiamo anche l'idrometro a Caser. È importante anche quello, diciamo che voi chiedete l'attivazione di un tavolo Sile, possiamo chiamarlo così? Sì, sarebbe ideale, in modo che insomma anche stando uniti riusciamo anche a trovare delle soluzioni in sinergia con gli altri comuni. Grazie Sindaco Stefania Golisciani. Questa la situazione, poi con Nicoletta ci muoveremo anche a Casiere Mogliano, dove sono caduti 2 pini marittimi, uno nella zona di via Ronzinella, l'altro in via Pirandello. Sono intervenuti i vigili del fuoco, fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Per il momento è tutto. Federico, con Nicoletta Rizzetto da Casale sul Sile ti restituisco la linea.
Grazie Cristian, grazie a te Nicoletta e al sindaco. Infatti parlavi di Mogliano, grazie a Tony Esposito e Andrea Basso che ci hanno mostrato proprio le immagini relative a quello di cui parlavi, cioè questi alberi caduti, quindi anche immagini diciamo proprio legate a questo evento di poco fa. Abbiamo fatto aspettare Ilaria Marchiori, che saluto, ringrazio, alla quale do subito la linea, con Sandro Ponchio per parlare di sicurezza. Insomma, è veramente un tema caldissimo a Mestre ormai da tanti giorni. Così anche l'occasione, Ilaria, per chiederti anche voi in redazione un po' come state vivendo in queste settimane questo tema così caldo. Ogni giorno, non dico novità, ma ogni giorno spunti insomma di riflessione, quindi immagino che sia il primo argomento di cui parlate quando vi ritrovate in redazione ogni mattina. A te Ilaria. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, perché ultimamente a Mestre sono successi davvero molti fatti di cronaca che hanno colpito soprattutto chi vive questa città, a partire da una situazione che era di cui già moltissimi residenti, in particolare in quella che è la zona di Via Piave, si lamentavano, per cui era stata fatta una manifestazione a febbraio 2023, poi c'è stato l'omicidio di Giacomo Gobbato, pole l'altra sera questo incidente di cui si stanno ancora verificando si sta ancora verificando l'esatta dinamica, ma appunto sembrerebbe che chi era a bordo dell'auto abbia investito queste due persone, due tossicodipendenti, di fronte a casa sua, e ancora tantissimi commercianti oltre che residenti che dicono di aver paura. Allora qui insieme a noi, come ha anticipato, c'è Don Natalino Bonazza, il parroco di Viale San Marco, che lei insomma è cresciuto a Mestre. Innanzitutto Don Natalino, mai si sarebbe aspettato di ritrovarsi a dover far fronte ad una situazione così pesante? Sì, una situazione così pesante, soprattutto per il contraccolpo che c'è tra la gente comune. Io penso in particolare alle fasce più deboli, agli anziani soli, però anche chi lavora col pubblico, come prima si ricordava, titolari di pubblici esercizi che, come dire, hanno delle complicazioni notevoli per i danni che ricevono. Sì, è una Mestre che in questo senso ci fa soffrire, no? Però bisogna anche amarla questa città. Ecco, e l'iniziativa che io sto promuovendo parte da un punto più alto, diremmo, cioè noi crediamo che, ecco, come ci insegna Papa Francesco, Dio ama la città, quindi anche la nostra, e per questo motivo, ecco, abbiamo pensato di fare dei punti di preghiera andando proprio lì dove ci sono le ferite aperte. Abbiamo scelto Via Piave prima ancora che capitasse l'ultimo fatto a cui lei si riferiva, perché forse Via Piave merita da questo punto di vista anche, oso dire, una preghiera speciale, ma in questo senso non tanto, diciamo, un gesto deprecatorio, piuttosto invece una invocazione fraterna, il più possibile larga, perché questo può incoraggiare, io credo, nella forza della preghiera, perché muove l'impegno e dello stesso tempo muove anche a cercare vie di pace, di giustizia, di fraternità, appunto. Magari anche può farci gustare un po' di più l'amicizia sociale, che pure è un valore diffuso qui a Mestre, mortificato purtroppo da questi, diciamo, fatti che colpiscono e davanti ai quali non bisogna lasciarsi andare semplicemente alla rabbia o allo sfogo emotivo. Occorre più che mai adesso avere un senso di comunità, credo, e anche avere un senso delle istituzioni. Ecco, in questo senso la preghiera ci può veramente indicare, diciamo, ciò che ci unisce e anche che ci rafforza vicendevolmente. Ecco, Don Natalino, è giusto che la comunità si unisca, che non dilaghi, come abbiamo visto,
può succedere la rabbia tra i cittadini e che quindi potrebbe sfociare anche in aggressioni violente, quasi a creare una sorta di Bronx. Però se i cittadini insieme alla comunità fanno la loro parte, poi deve farla anche chi gestisce la città. Abbiamo sentito anche le dichiarazioni del sindaco Brugnaro, intenzionato ad andare a Roma dal ministro Piantedosi per chiedere di ripristinare la presenza dei lagunari proprio nelle zone più critiche di Mestre. Secondo lei potrebbe essere un'altra soluzione? Non è evidentemente l'unica soluzione, perché questa situazione così complessa non ha una sola mossa da poter fare, ce ne sono molte. Mi verrebbe da dire, ognuno di noi farà la sua parte nel suo proprio ruolo e consenso civico, e aggiungerei anche cercando di veramente più che mai oggi il bene comune. Poi chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico e comunque di garantire ai cittadini la sicurezza lo farà questo tentativo. Penso che però sia giusto, tra i vari ingredienti inserire anche una migliore prevenzione. Ma questo lo dico cominciando da me, nel senso che la prevenzione, per esempio, funziona bene quando non demandiamo tutto per delega a dei servizi sociali, in generale ad altri. La prevenzione comincia da me, quando io per primo mi prendo cura, non tanto della città come luogo geografico, no? Ma del nostro vivere insieme. E quindi penso per esempio che occorre in questo senso restituire anche fiducia e direi anche, qua ci vuole un aspetto quasi geniale, saper incrociare, per così dire, le nostre strade, no? Perché tra le reazioni potenzialmente violente c'è anche il fatto di marginalizzare in modo, direi, crudo chi vive già in situazioni di marginalità. Allora in questo senso non basta aumentare il numero di militari in città, perché paradossalmente si può creare ancora di più un senso di avversione reciproca. Non ci fa bene, nessuna avversione reciproca ci fa bene. Direi che adesso qua o ci salviamo insieme oppure appunto comincia a diventare un Bronx, come lei suggeriva. Ecco, questa è forse la frase più importante, salvarsi insieme. Grazie a Don Natalino Bonazza, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Sì, grazie Ilaria, grazie a te, a Sandro Ponche e a Don Natalino naturalmente, riflessioni amare ma insomma legate certamente all'attualità. E allora buon lavoro anche alla redazione di Venezia, molto impegnata come dicevamo in questi giorni. Avevamo aperto una pagina sul maltempo poco fa, ci siamo collegati con Christian Arboit per verificare, e l'abbiamo visto con i nostri occhi, la situazione delicata che c'è lungo il Sile. Christian con gli stivali ai piedi per percorrere le strade di una zona specifica di Casale invasa dall'acqua. E non è ancora finita, perché insomma il maltempo c'è ancora, anche se sembra che allenterà un po' la morsa sul nostro nord-est per qualche ora. Dicevo, non solo Casale, sul Sile, non solo il Trevigiano ovviamente, perché anche le altre province sono state colpite in queste ore. Il Vicentino ha visto interessate alcune strade allagate, soprattutto nell'area appunto di Vicenza. Per fare un po' il punto della situazione sulla provincia berica, Luisa Bertini è con il presidente della provincia, Andrea Nardin, e quindi andiamo un po' a sentire qual è il punto della situazione fatto dal presidente della provincia. Con Luisa Bertini c'è il nostro Simone Squarcina che la supporta sul piano tecnico. Luisa.
Ondata di maltempo alle spalle che ha tenuto il Vicentino con il fiato sospeso, qualche allagamento soprattutto in area berica. Facciamo il punto della situazione con il presidente della provincia Andrea Nardin. Maltempo alle spalle, ce la siamo cavata con qualche allagamento? Sì, credo che l'importante a fronte di un'allerta arancione sia stato il sistema che si è messo in qualche modo in moto, quindi i COC, i centri operativi comunali che sono stati aperti, 13 COC, i sindaci che hanno preallertato la popolazione e quindi diciamo una macchina che comunque si è mossa, preparati i sacchi di sabbia, disposti quelli nei punti principali e quindi una macchina che in qualche modo anche questa volta come in altre occasioni si è dimostrata pronta per un'emergenza che era stata annunciata. Fortunatamente tranne qualche esondazione non ho risultanze di situazioni di emergenza grave e quindi direi che per questa volta ce la siamo cavate. Rimane però un tema che è quello delle emergenze, dell'importanza di allertare la popolazione, anche di preparare la popolazione con un'informazione corretta e soprattutto di far sì che il territorio con un'opera di manutenzione importante possa sempre più essere preparato a delle precipitazioni sempre più intense che si verificano con sempre maggiore frequenza. Penso sia il messaggio principale che dobbiamo trarre da questi 2 giorni di emergenza. Ecco, la zona più attenzionata è quella dell'area berica, anche alla luce del maltempo di 10 giorni fa che ha reso le colline molto fragili, quindi Longare, Nanto e Castaniero sono state le zone più attenzionate, qualche allagamento lì in quelle zone, adesso come si procede? Sì, quest'area, l'area collinare in generale, questa volta come anche in altre occasioni, sia quella dei Berici ma ricordo anche la fascia pedemontana, si sono dimostrate le aree più fragili perché appunto queste piogge intense hanno riempito gli scaranti, i torrenti, facendoli esondare ma soprattutto provocando numerose frane che hanno prodotto danni alla viabilità e l'esondazione dei torrenti ha fatto sì che l'acqua entrasse nei garage, negli appartamenti. Questo dimostra che il territorio richiedeva forse maggiore manutenzione e una fragilità delle nostre colline, in particolare nell'ultima emergenza, quella nei Colli Berici, ha fatto vedere come ci fosse una necessità di manutenzione e una fragilità. Auspichiamo ora che ci possano essere dei ristorni economici per contribuire ai numerosi danni che ci sono stati. Ecco, voi avete lanciato anche un appello insieme ad altri sindaci proprio in questi giorni, proprio per i ristori ma anche per le manutenzioni ordinarie. Sì, i messaggi sono principalmente 2. Uno, la necessità di avere dei ristori sia per i danni alla pubblica utilità, quindi alle strade e agli edifici pubblici, sia poi anche una necessità di manutenzione, quindi investire in spesa corrente per fare in modo che questi danni non si verifichino anche in futuro. In particolare il prefetto ha dato disponibilità a un incontro con i sindaci della provincia, quindi a breve auspichiamo un incontro per poter capire, così come c'è stato un intervento importante, significativo, efficace, di cui vediamo i risultati tutti noi nelle casse di espansione, lo stesso concetto, le stesse procedure, gli stessi investimenti devono essere ora portati nella rete secondaria, magari sfruttando quelli che sono i piani delle acque che i comuni hanno fatto, con interventi puntuali sicuramente meno costosi di quelli che sono stati fatti nelle casse di espansione, si risolverebbero gravi ed importanti problemi che si verificano nella quotidianità delle emergenze che abbiamo avuto nell'ultimo periodo. Ecco, questa è la richiesta dei sindaci, del presidente della provincia, che io ringrazio per essere stato con noi. E lo ringraziamo anche noi, ringraziamo il Presidente della Provincia Nardin, ringraziamo Luisa Bertini e il nostro Simone Squarcina che l'ha assistita sul piano tecnico. Allora, fatto anche il punto sul maltempo per quanto riguarda la provincia di Vicenza, torniamo a Mestre. Volevo mostrarvi prima un attimo un paio di titoli dei quotidiani online, i principali quotidiani online che abbiamo qui a disposizione, diciamo così. Allora, Il Mattino di Padova nel suo sito riporta come notizia principale questa, cioè ESU a Padova, nuovo look per gli studentati, in 3 anni 500 nuovi posti letto. È un tema di grande attualità quello dell'ESU, cioè il
diritto allo studio ma anche gli alloggi per gli studenti, perché sono sempre più introvabili, aumenta il numero di studenti a Padova, tra l'altro molti sono quelli che arrivano per fare anche i master, quindi già laureati in pratica, ma sono altre migliaia, si parla di altri 11.000 ex studenti che arrivano per i master, quindi di specializzazione, ancora studenti ovviamente, ma ormai laureati, quindi veramente numeri molto alti e come sapete la richiesta di case è appunto urgente e altissima. Repubblica invece ovviamente si concentra di più, ecco qui Repubblica si concentra di più sulla cronaca nazionale e internazionale. Chiara Ferragni, il caso Pandoro Balocco, chiusa l'inchiesta per truffa aggravata, ingiusto profitto per oltre 2 milioni, è la prima notizia, e poi mi sembra di aver visto, eccolo qui, l'Iran con Khamenei che parla con un fucile accanto, se serve colpiremo ancora. 7 ottobre, azione legittima, note di fuoco a Beirut, nessuna notizia sulla sorte di Safieddin. Ecco, vabbè, quindi un aggiornamento costante che i quotidiani nazionali danno sull'argomento. Oggi è 4 ottobre, ieri era il 3 ottobre ovviamente, e 3 ottobre che è stato ieri anche un giorno importante perché era il primo anniversario della strage dell'autobus a Mestre, ricordate l'autobus caduto dal cavalcavia, persero la vita 22 persone, una tragedia ancora nella mente di chi intervenne sul posto per prestare soccorso, e quindi un po' per ricordare quello che è accaduto sentiamo di nuovo la testimonianza di uno dei vigili del fuoco che per primi arrivarono sul luogo dell'incidente. I bambini, l'evento ha toccato purtroppo anche i bambini, quindi quando dovevamo arrivare a quelle anime più piccole è inevitabile che ti abbassai psicologicamente, quindi ecco quegli sguardi là e quell'approccio lì con la vita umana così debole, quello resta ancora in tutti noi. 3 ottobre 2023. Un anno dopo sono ancora vive le immagini nella mente di chi quella sera fu tra i primi a intervenire a Mestre, quando alle 19:45 il bus della società La Linea precipitò dal cavalcavia. Una caduta di 10 metri, le batterie che presero fuoco, 21 persone, dopo pochi mesi diventeranno 22, che persero la vita, tra cui l'autista Rizzotto. Uno scenario impensabile. E in quei 7-8 minuti che ci abbiamo messo dalla caserma fino al luogo, quello scenario era inimmaginabile. Ma in un contesto così sconvolgente, Giuseppe e i suoi colleghi sono riusciti a mantenere la lucidità per cercare di portare in salvo più persone possibile, nonostante per molte fosse già troppo tardi. È stato forse l'intervento più delicato al quale ci siamo approcciati nell'ultimo ventennio almeno, no? E abbiamo fatto sicuramente altri tipi di intervento, anche dopo quel 3 ottobre ne abbiamo fatti altrettanti di interventi, però di quella dimensione, almeno a mio ricordo, non ne abbiamo fatti, quindi come a livello professionale credo sia stato l'intervento più difficoltoso da approcciare. Personalmente non mi sono reso conto di tutta quella dimensione. Quando ci siamo fermati invece un attimo, che abbiamo fatto le prime fasi di estrazione, no? Che abbiamo portato fuori circa 25-30 persone, e ecco il momento più toccante per me che mi rimane ancora è forse aver visto tutte le bare di persone sotto il cavalcavia. Difficile cancellare dalla mente quei momenti. La scorsa settimana sono passato e ho visto ancora i fiori sul luogo. E insomma, ricordarselo quella sera con tutti quei lampeggianti e con tutto quello che presentava lo scenario non è ancora semplice, no? Sebbene soccorritori, sebbene addestrati, quando ci si ferma, come dicevo, la psicologia è anche nostra, quindi la debolezza, il confronto con gli affetti familiari, il confronto con la vita quotidiana c'è anche in noi.
C'è stato anche un ricordo da parte del Patriarca di Venezia, che ha celebrato una messa in ricordo delle vittime, mentre per quanto riguarda le indagini è un fronte ancora molto aperto, come ci dice Ilaria Marchioli. Una tragedia immane, non ho altre parole da dire, se non il lutto e il cordoglio che continuiamo a avere, insomma. L'amministrazione ha deciso di ricordare le 22 vittime con una messa officiata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, nella chiesa del Sacro Cuore a Mestre. Sul luogo dell'incidente poi sono stati posizionati dei fiori e appesi vari peluche per ricordare chi ha perso la vita un anno fa così tragicamente e che non si può dimenticare. È proprio la prima volta che rimetto piede qui sotto, perché è un momento che mi ha traumatizzato e che spesso me lo rivedo ancora, anche perché essere qui in questo luogo dove ero qui con il sindaco e c'erano 21 persone stese con un lenzuolo sopra. È stata una serata drammatica, io sono venuto subito qui dopo che ho sentito ciò che era accaduto. Tra le iniziative per non dimenticare quella dell'associazione Buongiorno Marghera. Posizioneremo una stele con un codice QR. Il codice QR sarà collegato direttamente alla pagina di Buongiorno Marghera ad un post in particolare con tutte le vittime e in 2 lingue che riassume un po' quello che è successo e soprattutto la storia personale delle persone. Qual è il nostro obiettivo? È che una persona che si fermi qui davanti, magari fra qualche anno anche un parente, possa avere un abbraccio dalla parte della città, possa collegarsi alla pagina. Intanto l'inchiesta coordinata dalla Procura di Venezia non è ancora conclusa. Tra poche settimane scadranno i termini delle indagini preliminari, ma potrebbe essere chiesta una proroga. A oggi è stato escluso che l'incidente possa essere stato provocato da un malore dell'autista, il 40enne Alberto Rizzotto, che secondo l'autopsia sarebbe morto a causa del violento impatto sull'asfalto. Le perizie depositate lo scorso giugno hanno poi individuato nella rottura dello sterzo del mezzo la probabile causa della perdita del controllo del bus da parte dell'autista. Sterzo che potrebbe essere stato difettoso, come aveva denunciato un ex autista ai nostri microfoni. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. Questo dunque è un po' il ricordo che deve rimanere vivo su quello che accadde un anno fa a Mestre, che colpì davvero tantissimo tutti noi. Adesso torniamo a una sorta di attualità, perché è quasi ora di vaccinarsi per l'influenza, anche per il Covid, insomma ci sono in gioco tutte queste, la ripresa della campagna vaccinale con l'autunno. Allora bisogna fare un po' il punto della situazione e proprio per questo ci affidiamo a Valentina Visentin, che lo fa da Padova, ma ovviamente vale un po' per tutte le nostre province, per capire un po' i tempi e di cosa parliamo, di quali vaccinazioni parliamo. Buongiorno dalla sede dell'USL 6 Eugania. Con l'arrivo del freddo, l'abbassamento delle temperature in questi giorni, parte anche la campagna vaccinale contro l'influenza e contro il Covid. Oltre 171.000 le dosi disponibili per il territorio dell'USL 6 Eugania. Qui con me c'è il dottor Luca Sbrogiò che ci spiega quali sono le date per la campagna vaccinale e a chi è rivolto in particolare il vaccino. Allora, la campagna parte per la Regione del Veneto, quindi tutte le aziende sanitarie del Veneto sono attivate su questo, con la medicina generale e tanti altri attori, dal lunedì 7 di ottobre. Si può vaccinare col tempo, abbiamo tutto il tempo che è necessario, quindi il mese di ottobre, anche il mese di novembre sono buoni mesi. Man mano che la campagna parte ci saranno date tutte le informazioni su come prenotarsi nei servizi pubblici o attraverso la medicina generale e pediatri libera scelta. Ha detto giustamente, sono moltissime le dosi disponibili, abbiamo anche più di 50.000 dosi per quanto riguarda il Covid. È sempre importante tenere presente che appunto tutte e due le malattie
sono importanti, c'è circolazione virale, quindi raccomandiamo soprattutto per i più fragili, le persone più avanti con l'età e le persone che hanno patologie respiratorie, cardiologiche, gli immunodepressi e comunque le persone che hanno una qualche esenzione per malattia importante, di proteggersi con la vaccinazione. Che influenza sarà quella di quest'anno? Allora, è sempre difficile fare delle proiezioni certe, ci affidiamo sempre alla lettura di quello che è successo nell'emisfero australe, cioè chi ha avuto l'inverno e che adesso incomincia la primavera e l'estate, che è per esempio l'Australia. I dati che vengono dall'Australia sono tanti casi, quindi possiamo ipotizzare di avere molti casi anche in Italia come li abbiamo avuti lo scorso anno, perché appunto in Australia hanno avuto questa evidenza, non particolarmente grave, però certamente è un elemento aggiuntivo per lavorare sulla vaccinazione, che è sempre il presidio più importante. Quali sono i consigli da dare? Perché insomma, oltre alla vaccinazione c'è anche un buon senso, delle buone norme. Allora, se fossimo a diverse decine di anni fa, ricorderemo quello che dicevano i nostri nonni, che era la regola delle 3 L, quindi la lana, il letto e il latte. Aggiungiamo 3 M quest'anno. Gli esperti raccomandano la igiene delle mani, che è sempre un buon metodo per impedire, come dire, l'infezione, la mascherina nei luoghi più affollati, quando in particolare se magari si ha qualche sintomo, e poi quella che si chiama la medicazione responsabile. Medicazione responsabile vuol dire non abuso dell'antibiotico, l'antivirale quando indicato dal medico curante e va bene l'antipiretico, questo può essere dato. Quindi alle 3 L aggiungiamo le 3 M. Dottor Sboggiò, un'ultima cosa, ricordiamo per prenotare per le categorie a rischio o per i bambini rivolgersi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Certo, sono poi aperte delle possibilità nel servizio pubblico, dell'igiene pubblica, si troveranno le indicazioni come accedere per la prenotazione sul sistema informatico e poi tra gli altri attori ricordiamo le farmacie dei servizi che erogano anche le 2 vaccinazioni di cui stiamo parlando. Grazie Valentina Visentina, il suo ospite, per informazioni importanti sulla campagna vaccinale che, ripeto, possono essere tranquillamente estese anche al resto del nostro territorio, del nostro Veneto. 12:55, una brevissima pausa con Focus TG che torna subito dopo, ve lo ricordo, fino alle 13:30 ci faremo compagnia. (12:59) Focus TG torna dopo questa breve pausa, siamo insieme da mezzogiorno, abbiamo parlato di maltempo, abbiamo parlato di campagna vaccinale, abbiamo parlato di tutti i problemi anche di cronaca legati alle strade, ai tanti incidenti. Insomma, abbiamo spaziato un po' su vari argomenti con la cronaca che qui e là ha fatto capolino. A proposito di cronaca, torniamo a Gallio, quindi torniamo sull'altopiano di Asiago, dove ricorderete 3 giorni fa c'è stato un drammatico incidente con una palazzina esplosa per una fuga di gas che era avvenuta in strada. Purtroppo una persona ha perso la vita e ovviamente si continua a parlare di questo in un paese piccolo come Gallio, praticamente tutti si conoscono e quindi è ancora più profondo il cordoglio per la scomparsa del medico in pensione che viveva nella palazzina andata proprio sbriciolata, possiamo dire, per metà. Allora la nostra redazione di Bassano ha fatto un po' il punto della situazione sulla vicenda. Sono tantissime le manifestazioni di vicinanza alla famiglia del dottor Luigi Rossato, morto quel maledetto pomeriggio di martedì 2 ottobre nell'esplosione della villetta di Via Ec a Gallio, dove viveva con la moglie e i 2 figli. Una vicenda che ha scioccato la comunità intera e tutti quelli che conoscevano lo stimato professionista e i suoi familiari. È partita una raccolta fondi per aiutare concretamente la moglie di Rossato e i figli, che ora si trovano con una casa completamente distrutta dalla deflagrazione e dalle fiamme,
dopo che durante alcuni lavori di scavo per la posa di cavi è stato rotto il tubo del gas metano che ha provocato un inferno. Ora è il momento di capire cosa sia realmente successo, soprattutto di chi siano le responsabilità. La Procura sta svolgendo le indagini necessarie a ricostruire gli attimi che hanno preceduto la disgrazia di via Eck. Le ipotesi di reato sono di disastro e omicidio colposi. Intanto stanno continuando i lavori per il ripristino della distribuzione del metano, perché dopo l'esplosione non solo il comune di Gallio, come abbiamo già riportato, è rimasto senza gas per il riscaldamento e per fare da mangiare, ma anche Foza, Enego, parte di Asiago. E la solidarietà e l'affetto stanno raggiungendo anche il figlio Michele, presente in quel momento tremendo. Lui che ha fatto di tutto per raggiungere senza riuscirci il padre che si trovava al piano superiore della villetta avvolta dalle lingue di fuoco. Aveva riportato ferite e bruciature superficiali, era stato condotto in ospedale per accertamenti e già nella serata del 2 ottobre stesso era stato dimesso. Ora è ospitato assieme alla mamma e al fratello da alcuni zii, chiusi in un dolore inimmaginabile. E anche dagli amici del calcio, l'Union LC di Lusiana Conco e l'Asiago 7 Comuni sono stati lanciati sui social messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti di Michele e dei suoi cari. Grazie a Vanessa Banzato per l'aggiornamento su Gallio e quindi su quello che sta accadendo anche sul fronte delle indagini. La cronaca ci porta adesso a Padova, per la precisione in via Ponte Vigo d'Arzere, dove c'è stata una rapina in una farmacia, arrestati dopo un inseguimento 2 banditi e denunciata una complice incinta. Fate presto, mettete tutti i soldi nel sacchetto. Una rapina lampo durata pochissimi minuti, quella avvenuta nella farmacia di via Ponte Vigo d'Arzere a Padova. Mercoledì sera, orario di chiusura, all'interno solo la titolare e un'altra farmacista. 2 banditi fanno irruzione, volto coperto da berretto e scaldacollo, uno di loro armato di pistola. Fuori una donna come palo, arraffato l'incasso, scappano a bordo di una Ford Focus scura. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato 2 persone e denunciato una terza persona per rapina aggravata in concorso ai danni di questa farmacia che è insistente su via Ponte Vigo d'Arzere di Padova. I soggetti, 2 uomini travisati e una donna che aveva funzioni di palo, sono entrati all'interno della farmacia e, minacciando con una pistola le dottoresse presenti, si sono fatti consegnare l'incasso giornaliero per poi fuggire velocemente a bordo di un'autovettura, una Ford Fiesta, in direzione di Padova. I carabinieri che erano lì in zona per effettuare un servizio di controllo del territorio e di prevenzione di reati contro il patrimonio sono stati subito allertati dopo una chiamata ricevuta al 112, motivo per il quale si sono posti all'inseguimento dell'autovettura e dopo circa 2 chilometri di inseguimento l'autovettura Ford Fiesta ha arrestato la propria corsa. Così i soggetti sono stati immediatamente arrestati e poi portati presso i nostri uffici. L'arresto in via San Bellino, si tratta di un 41enne pregiudicato, un suo parente di appena 18 anni, senza precedenti, e la compagna incinta che ha fatto il palo è stata denunciata. Vengono dal sud Italia, per loro l'accusa è di rapina a mano armata. Nella fuga hanno cercato di sbarazzarsi dell'arma, recuperata poi dai carabinieri, è risultata essere una pistola soft air senza tappo rosso. Una rapina che per le modalità ricorda molto quella avvenuta pochi giorni fa in via Pullè al supermercato Ali di Montà. Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di indagine per poter verificare effettivamente se siano stati loro gli autori delle altre rapine, soprattutto di quella recente del 30 settembre. Il bottino di 1.165 euro, ancora chiuso nel sacchetto, è stato recuperato dall'auto dei banditi e riconsegnato alle farmaciste. Torniamo sull'altopiano perché parliamo di nuovo di lupi, delle loro aggressioni. In questo caso le vittime sono stati 2 cani da caccia. Abbiamo raccontato di manze, caprioli, mufloni, pecore, talvolta anche di piccoli animali domestici. Stavolta le vittime dei lupi sono 2 cani da caccia, segugi italiani a pelo forte, specializzati nella ricerca delle lepri. Un maschio di 3 anni aggredito non ce l'ha fatta, la madre ha riportato ferite molto gravi. C'era mio papà fuori a caccia perché i cani sono suoi e mi ha telefonato verso le 8 meno un quarto se potevo correre su, che io ero al lavoro, a dargli una mano perché il cane non tornava.
era anche su un posto abbastanza non semplice da raggiungere. Io che sono un po' più giovane sono arrivato su prima di lui. Il recupero è arrivato solo grazie al segnalatore GPS che il cane portava al collo. La zona è la riserva di Rozzo, nei pressi di Malga Mandrielle. I cani sono stati aggrediti da almeno 2 lupi, poco dopo essere stati liberati per la battuta di caccia, ma nulla faceva pensare a un episodio simile. 1 mese fa, 2 mesi fa, siccome ho un po' la passione anche del gallo forcello e questo, sono andato a vedere e ho trovato un camoscio predato dal lupo in zona. Però si pensava che fosse un caso sporadico così di passaggio e invece questa mattina è successo quello che non doveva succedere. L'anno scorso le predazioni sono state 100, ora con questa siamo già a 158. C'è paura, sì, perché non è solo uscire per andare a caccia, è l'affetto dei cani, l'affetto di tutto, perché noi andiamo per la passione del cane soprattutto. In questo caso gli animali e le persone colpite indirettamente non sono allevatori, ma lanciano un unico grido d'allarme. Bisogna che qualcuno dall'alto dica sì, provvediamo a fare qualcosa, come contenere questi numeri. Se ne parla davvero sempre più spesso di questa situazione, dei lupi in particolare sull'altopiano, ma poi situazione estesa anche ad altre aree del Veneto. Adesso parliamo della situazione esplosiva all'interno della casa circondariale di Belluno, una situazione che arriva anche a Palazzo Madama, perché c'è un'iniziativa, quella del senatore del PD Andrea Martella, che ha presentato un'interrogazione al ministro Nordio. Belluno, ho chiesto al ministro cosa intende fare per risolvere questi problemi, perché come voi sapete ci sono stati nei giorni scorsi anche degli atti di violenza nei confronti della polizia penitenziaria che naturalmente non possono essere tollerati. Urge un intervento complessivo, risolutivo degli annosi problemi che gravano sulla situazione carceraria italiana, di cui Belluno non difetta. L'hanno dimostrato i recenti episodi denunciati dalle organizzazioni sindacali. Solo nel 2024, appunto, il senatore Dem Andrea Martella, nella sua interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella casa circondariale di Belluno si sono verificate numerose aggressioni, 4 tra aprile e maggio, poi ancora a giugno, una rivolta il 5 agosto con un principio di incendio. Situazioni note relative all'emergenza nel carcere di Baldenic, per la quale si chiedono interventi urgenti da parte dell'amministrazione penitenziaria. I problemi sono 2 e sono problemi irrisolti da questo governo, dal ministro Nordio in modo particolare. Uno ha a che fare con il sovraffollamento delle carceri, il secondo tema ha a che fare con il troppo basso dimensionamento delle forze di polizia penitenziaria. L'organico previsto per il carcere di Belluno è di 122 agenti, tuttavia in servizio figurano 92 persone, delle quali solo 80 operative. Il risultato è facile da immaginare: turni massacranti e straordinari in un contesto sempre più complicato nel quale dover garantire la sicurezza per sé, per i colleghi e per gli stessi reclusi in condizioni estreme. Nel frattempo, solidarietà agli agenti in servizio nel carcere di Baldenic è arrivata dal sindaco di Belluno. Oscar De Pellegrini ha chiesto un incontro con il direttore per comprendere quanto accaduto. Da par suo il comune ha incrementato i fondi alla San Vincenzo, che con i suoi volontari svolge servizio all'interno del carcere, e sta lavorando ad una convenzione per coinvolgere i detenuti in attività socialmente utili. Grazie Tiziano Bolognani, torniamo a Belluno perché continuano le scintille all'interno dell'Unione Montana Bassanese, in particolare per il servizio di polizia locale. Le frecciatine viaggiano tra Romano e Bassano. Dei conti dell'Unione Montana che riguardano la polizia locale si parlerà carte alla mano solo fra una decina di giorni. Il 14 ottobre si riunirà la Commissione Bilancio del Comune di Bassano, che farà le verifiche della gestione del servizio chieste dal consigliere Gianluca Pietrosante. Io, essendo da questa legislatura in Consiglio dell'Unione Montana, confrontandomi con un assessore con una grandissima esperienza sulla sicurezza come Campagnolo, abbiamo preso consapevolezza che era opportuno, nella maniera più assoluta, sollevare il tema con gli strumenti che la maggioranza ritiene opportuno. Altrimenti, se io non avessi fatto questa azione in d'accordo con l'assessore, a quest'ora non si parlerebbe appunto di questo problema per Bassano. Dagli altri comuni, specialmente Valbrenta, Pove del Grappa e Romano Dezzelino, arrivano voci critiche sull'eventuale ripensamento di Bassano, definito dal sindaco Simone Bontorin una scelta miope.
come me allora Romano De Zelino nel 2021 non è entrata con i suoi poliziotti, con i suoi 6 poliziotti nell'Unione Montana e usufruisce del servizio dei poliziotti di Bassano? Romano attualmente fa, voglio dire, non dico la voce grossa perché non è voce grossa, però insomma vuole dare lezioni morali a Bassano, che sta semplicemente all'amministrazione attuale, soprattutto che sta semplicemente studiando dei dati e vuole soltanto il bene di Bassano, quando alla fine non ha i propri poliziotti nell'Unione Montana. Ma di cosa stiamo parlando? E allora torneremo ad occuparci delle vicende anche politiche di Bassano. Intanto ci fermiamo un attimo e poi torniamo con Focus TG. E eccoci tornati, Focus TG fino alle 13:30, adesso qualcosa di magico perché con Alex Giuliano andiamo dall'illusionista Andrew Basso che torna in Veneto a Villa Rezzonico per stupire con le sue magie. Parliamo di magia, parliamo di mistero, parliamo di suggestioni in compagnia di 2 grandi maghi a Villa Rezzonico con Andrew Basso e con il maestro Harry Houdini. Siamo qui perché? Perché dal 23 al 30 di ottobre qui all'interno di Villa Rezzonico avverrà uno spettacolo straordinario dal titolo Spiriti. E questo ci lascia già presagire le atmosfere e le sensazioni, i brividi che correranno sulla schiena di coloro che parteciperanno a questo spettacolo. Una partecipazione, Andrew, limitata, perché sarà un'esperienza immersiva. Hai detto benissimo, sarà un evento dove solo 26 persone per spettacolo potranno accedere. Ogni sera dal 23 al 30 solo 26 persone, o alle 8 di sera o alle 10 di sera per i più temerari, potranno riunirsi all'interno della villa e assistere a una serie di esperimenti di magia, mistero e anche qualche brivido. E allora, visto che ci prometti esperimenti di magia, mistero e brividi, vogliamo farne uno in diretta per i nostri telespettatori? Beh, adesso ci troviamo qui proprio dentro Villa Rezzonico e qui c'è un'energia che già si può percepire. Molti mi chiedono, ma tu hai mai assistito a uno spirito, una manifestazione? E ne ho più di qualcuna da raccontarvi, però oggi volevo parlare dello spirito guida che mi ha seguito fin da bambino, ovvero il più grande mago di tutti i tempi, Harry Houdini. Ora, un mago come lui sicuramente può comunicare attraverso le carte da gioco, che sono l'elemento principale che ha caratterizzato la sua vita. Ora, Alex, tu sarai il tramite di questo esperimento. Ho bisogno che tra queste carte ne prendi una, prendine una. Questa? O quella dopo? Questa. Ok, va bene. Ti chiedo di prendere questa carta e di guardarla solo tu. Ok? Benissimo. Ora ti chiedo di guardare negli occhi Harry, perché gli spiriti possono leggere nel pensiero. A differenza di noi umani, possono leggere nel pensiero. Tu pensi alla tua carta, Houdini in questo istante, lo spirito di Houdini sta leggendo la tua mente. Benissimo. E ora io guardo Houdini, perché Houdini mi sta comunicando. Ora tu guarda me, perché Houdini mi sta comunicando qualcosa. Mi sta comunicando che è una carta rossa. Sì. Che è una carta di cuori. Sì. Sì. Ho sentito 3, un 3 di cuori. Beh, signori, che ci crediate o no, io i brividi li ho sentiti e questa è magia. 3 di cuori, sarà l'ambiente, sarà la presenza di 2 grandi maghi come loro, ma effettivamente se questo è l'antipasto, Andrew, non oso immaginare cosa potranno gustarsi le persone che parteciperanno al tuo spettacolo. Credetemi, ho i brividi. Vi aspetto, i biglietti sono già su Ticket One. Spiriti. Non mancheremo dunque a questo appuntamento, grazie Alex Giuliano per questo contributo che ci arrivava da Bassano. Purtroppo torniamo alla cronaca perché una notizia dolorosa è piombata in queste ore a Padova. Si è spenta a soli 59 anni a causa di una malattia Perla Mazzolini, conosciuta in città
come Perla Galderisi, ex moglie di Giuseppe Nanu Galderisi, il calciatore del Padova e della nazionale, ora allenatore, che aveva sposato, da cui poi si era separata. Da tempo Perla Mazzolini si era trasferita a Cremona, ma non aveva mai spezzato il legame con Padova, dove aveva vissuto a lungo, prima in coppia, poi da sola. Per anni aveva anche gestito un locale molto frequentato in centro città. E adesso ci spostiamo perché è stata presentata a Conegliano un appuntamento importante, il 13° raduno del gruppo di artiglieria alpina che prende il nome dalla città del Cima. 3 giorni nell'ultimo fine settimana di ottobre, una prova generale della Dunata Triveneta degli Alpini del prossimo anno. Palestre, hotel, spazi privati e anche qualche parco pubblico, tutti già prenotati per la Dunata Triveneta degli Alpini di metà giugno 2025. La Triveneta sta procedendo bene, siamo orgogliosi e sento chi mi informa, mi dicono a Conegliano non mancheremo, ci saremo, siamo stati su anche a Venzone per l'interrogazione della caserma Lesa, il piazzale della caserma Lesa al nostro capitano Pietro Masel, mi dico a Conegliano verremo giù in tanti. Il centenario della sezione degli Alpini, raduno Triveneto, con almeno 20.000 persone che sfileranno, sarà un evento incredibile per la città e soprattutto il coronamento di un sogno che avevamo. Intanto sono attese oltre 600 persone nell'ultimo fine settimana di questo mese per il 13° raduno degli artiglieri del gruppo Conegliano, uno dei reparti attivi dell'esercito italiano, con caserma operativa a Remanzacco e bandiera custodita dagli alpini della città del Cima. Quello che noi diamo in consegna al gruppo quando va in missioni all'estero. Bandiera che sventolerà i piedi della scalinata degli Alpini per il raduno dal 25 al 27 ottobre, carico di iniziative che vanno dalle esibizioni della fanfara Congedati Giulia alle conferenze sulle guerre tenute dal giornalista Tony Capuozzo, con una particolarità. Sabato mattina, perché proprio lui stesso mi ha chiesto un incontro con i ragazzi delle scuole superiori, perché aveva piacere di incontrare i ragazzi. Accanto agli appuntamenti al Teatro Tognolo e a Casa Fenzi, domenica 27 mattina ci sarà lo sfilamento per le vie della città. Ritrovo Borgo Madonna, ormai un porto, per arrivare al monumento dei caduti, per l'esposizione Corona, l'alzabandiera dell'esposizione Corona. Un'alzabandiera che preluderà quello che nel 2025 inaugurerà la rinnovata scalinata degli Alpini. Stiamo restaurando la scalinata degli Alpini, che verrà fatto questi due monumenti che verranno ad abbellire la scalinata degli Alpini con i nuovi pennoni. Torniamo a Bassano perché torna sotto la pioggia la Fiera Franca, che quindi apre questo weekend della Fiera d'autunno. La Fiera Franca e il concorso del Bue Grasso sono appuntamenti radicati in modo profondo nella tradizione bassanese e il primo giovedì di ottobre, che ci sia il sole o che scravassi, come si suol dire, l'attenzione del territorio si concentra sul tratto di Viale De Gasperi, che per l'occasione si trasforma in un mercato, osteria, foro boario. Quest'anno il sole non c'era, anzi, e il battesimo della fiera del nuovo sindaco Nicola Finco è stato a dir poco bagnato. Prima fiera sotto l'acqua, però vedo che gli allevatori non demordono, anche oggi comunque hanno portato i loro capi, quindi è una tradizione che nonostante i tempi che stiamo vivendo, nonostante anche il maltempo, insomma continua ad andare avanti e questo è positivo. Non c'è fiera senza Bue Grasso, ma senza gli allevatori non c'è neanche la festa. Il mio primo ringraziamento va agli allevatori perché insomma non hanno voluto mancare nonostante le 1000 difficoltà anche della giornata stessa, quindi grazie veramente per quello che hanno fatto oggi. Tradizione sì, ma nel mirino della nuova amministrazione comunale c'è anche l'innovazione di questa fiera. Finché ci saranno gli allevatori ci sarà la Fiera Franca e noi continueremo a portare avanti questa antica tradizione, anche perché vediamo, a parte la giornata di oggi, è anche la fiera proprio molto partecipata da parte dei bassanesi, no? Dai ragazzi fino a coloro che hanno magari qualche anno in più. Quindi è un qualcosa che ci sentiamo di portare avanti, però anche con magari con una spinta sull'innovazione, magari portando anche le realtà locali che abbiamo a Bassano, visto che abbiamo diverse aziende agricole, e perché no, abbiamo anche l'Istituto Parolini e quindi per il prossimo anno insomma abbiamo già qualche idea in cantiere. Fiera vuol dire commercio e la Fiera Franca apre sostanzialmente un periodo dell'anno di grande importanza per i commercianti bassanesi. Il primo giovedì del mese di ottobre è un appuntamento immancabile perché è un appuntamento con la tradizione
il tessuto economico bassanese, il commercio in particolare, vive di tradizione, vive del nome di Bassano, vive di turismo e vive di visitatori che molto spesso sono richiamati proprio da questi eventi. Quindi ben vengano, peccato solo per oggi perché la giornata è stata ovviamente guastata dal cattivo tempo, ma ho visto comunque tutti gli operatori su aree pubbliche lavorare, quindi questo mi fa piacere. Le aspettative sono molto importanti quest'anno e i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro del comparto cittadino. Sicuramente questo è un periodo ricco di aspettative per i nostri associati. Noi faremo la nostra parte, abbiamo ovviamente già in programma tutte quelle che sono le iniziative natalizie con i mercatini e tutte le varie manifestazioni collaterali. Quindi sicuramente ci daremo da fare anche quest'anno. E adesso il servizio di Chiara Gaiani sulla Caritas Antoniana, la comunità della provincia dei Frati del Santo, che hanno presentato il bilancio sociale del 2023 della Caritas Antoniana, progetti sostenuti in tutto il continente, sono 125. Testimoni della speranza in 36 paesi con 125 progetti in 4 continenti. Sono i risultati concreti dei semi sparsi dalla comunità della provincia italiana dei Frati Minori Conventuali attraverso l'opera della Caritas sostenuta dalla grande generosità del popolo di Sant'Antonio. Impegni che nascono nel segno del cammino tracciato dal santo 8 secoli fa. Sant'Antonio non era solamente un santo che si è dedicato a distribuire pane per i bisognosi, ma si è impegnato anche all'interno della società per capire le ragioni della povertà, quindi promuovere la giustizia attraverso quelle forme che al tempo di Sant'Antonio era contro l'usura, e quindi spingere affinché venissero fatte delle norme. Noi possiamo aiutare la gente magari a diventare soggetti dell'uscita dalla povertà. In totale sono stati distribuiti oltre 3 milioni e mezzo di euro, 79 progetti sono stati realizzati in Africa, anche se l'Italia è la nazione che ha ricevuto più fondi, con aiuti alle famiglie colpite dal Covid e dall'alluvione in Emilia-Romagna. Fra Gianluca ci racconta il lavoro fatto in Puglia. Con il sostegno al pane di Sant'Antonio 2023, avendo avuto l'occasione con fondi abbastanza notevoli di seguire per 9 mesi 48 famiglie. Progetti nella direzione della sostenibilità e dell'aiuto per fare in modo che i poveri possano costruire un futuro diverso. Questo è accaduto ad esempio in Kenya, a Limuru, dove dal 1995 i frati sostengono il centro delle donne di Sant'Antonio, che aiuta madri prive di ogni sostentamento. Lo racconta Fra Tadeusz. Questo centro ha adesso 60 bambine, tutte, mi pare che la più giovane aveva un anno l'anno scorso, e qualcuno ha già finito l'università di quelle ragazze. Una cosa interessante è che loro, 2 o 3 già, dopo aver finito l'università sono tornate a quel centro a aiutare adesso le suore. E adesso a Vicenza per un tema che noi di Rete Veneta abbiamo già toccato in passato, parliamo di Viale San Lazzaro, dove residenti e commercianti segnalano che le auto corrono veloci, impedendo ai pedoni di recarsi da una parte all'altra del quartiere in sicurezza, e quindi chiedono più controlli e l'installazione di un semaforo pedonalizzato. È una cosa impressionante, c'è la gente che non riesce a passare per le strisce pedonali con il traffico che c'è. Sfrecciano troppo forte, ci vogliono dei dissuasori per rallentare un attimo il traffico, perché è sempre un problema attraversare. Sì, hai volte che la persona sta distraída e passano così. Ho soccorso la signora che è morta 1 anno e mezzo fa, che è stata investita qua davanti. Non è stata una scena piacevole, andava anche piano quello che poi l'ha investita, però il problema è che la gente non rispetta le strisce pedonali. Sì, effettivamente è pericolosa, si rischia un po'. Eliminare un po' il traffico, prima cosa. Mettere un semaforo per i pedoni che possono attraversare e le macchine che devono correre meno perché corrono troppo veloci. Devi avere 1000 occhi prima di attraversare.
e si dovrebbe fare qualcosa su questa strada perché è una roba incredibile, non si può andare avanti così. Ha qualche idea in proposito? Qualcuno parlava di fare un'altra rotatoria, un altro semaforo? Io direi di fare qualche rotatoria, di togliere queste siepi perché queste siepi danno fastidio, almeno le persone quando camminano ti vedono che stai attraversando, insomma. So che hanno richiesto, il comune ha tagliato anche le siepe, l'ha abbassata, che prima era molto più alta, adesso qualcosa va meglio. Però se ci fosse qualcosa, non so, magari un semaforo sarebbe una cosa molto più sicura. Anche con i semafori molte volte passano col rosso, quindi diciamo dovrebbero fare più controlli le autorità. Ci vuole assolutamente un semaforo che c'era già prima di fare tutto il cordolo della strada, c'era un semaforo. Certo che ci vuole il semaforo. Io abito qua da 40 anni. Almeno 10-15 morti ho visto in questi 40 anni qua, di cui una volta anche 2 in un colpo solo. E non è possibile, prima il semaforo c'era e deve continuare a esserci. E andrebbe bene anche un controllatore di velocità. Lei va in bicicletta, vero? Sì. L'abbiamo visto sprecciare prima, Sì, io mi sono scesa a piedi perché le avevo detto, però c'è qualche macchina che non rispetta, cioè corre. Anche lei deve andare un po' piano perché vedo che va via come un fulmine rispetto ai limiti di velocità. Perché ho fretta. 13:30 in punto e allora possiamo salutarci, finisce qui Focus TG. Abbiamo un po' ripercorso quello che sta accadendo a nord-est. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio e naturalmente continuate a seguirci su Rete Veneta, tutti i programmi che arriveranno fino ai TG di questa sera. Grazie, arrivederci.